L'asino bus è praticamente una fermata che viene fatta ogni mattina presso ognuna delle 3 frazioni comunali, nella quale i bambini hanno la possibilità di percorrere qualche centinaio di metri in sella degli asini oppure anche vicino a loro, tenendoli per la cordicina e portandoli con loro. Noi abbiamo 3 scuole elementari, quindi per ognuna delle 3 frazioni ogni mattina alle 7:30 c'è un punto di partenza che viene dato e qui si ritrovano tutti i bambini portati dai genitori che spesso e volentieri poi li accompagnano durante il tragitto fino alla scuola di competenza. È un'opportunità anche per i nostri bambini di conoscere questi animali dalle grandi qualità, quali quella di essere degli animali miti, molto dolci, molto anche predisposti a stare con i bambini, ed è per loro un momento veramente importante. Come ogni anno ormai è un evento attesissimo e tutte le famiglie, tutti i bambini, come abbiamo visto ogni giorno sono sempre di più. L'asino bus parte dal lunedì al venerdì e il lunedì partono i primi timidi, quindi si arriva intorno a una ventina di bimbi, e il venerdì, quindi dopo 5 giorni, la carovana itinerante che parte appunto dal punto di ritrovo alle 7:30 e arriva a scuola si aggira intorno ai 40 bambini, quindi l'entusiasmo e la bellezza di questa attività viene sempre apprezzata ogni anno di più. Lo staff asinino in totale, in preparazione appunto per l'antica fiera, sono 16 animali, 15 asini e un mulo, e poi ci dividiamo in gruppi tra Bibano, Pianzano e Godega. Qua a Bibano ne abbiamo portate 4 perché appunto c'è l'affluenza più grande, più numerosa di bambini e famiglie che ci seguono, e ci sono 4 asini, 2 maschi, 2 femmine, che ci accompagnano appunto per tutti questi giorni dell'asino bus. Noi siamo sempre felicissimi di tornare qua a Godega e appunto anche a Bibano e Pianzano. Le persone, le famiglie ormai ci considerano di casa, i bambini sono sempre di più, l'entusiasmo è sempre più alto, quindi insomma è una ruota, una carovana che continua a camminare verso l'antica fiera di Godega. Sabato ci sarà l'inaugurazione dell'antica fiera di Godega, quindi ormai l'appuntamento è alle porte, un appuntamento che è molto atteso da parte del territorio ma anche dei comuni circostanti, quindi da tutta la cintura dei comuni che circondano Godega di Sant'Urbano. È un appuntamento importante per il mondo agricolo con le sue tradizioni, ma anche l'innovazione che è importante per i nostri imprenditori agricoli, quindi con le ultime novità del settore, ma è anche un appuntamento importante per ricordare la nostra storia agricola e poi anche per quelle che sono le eccellenze agroalimentari tipiche, quindi locali, dei nostri territori, delle nostre regioni.